Seconda corsa, tocca ai gentleman in sulchi a cavalli di anziani di categoria F, 1 Zeus K, 2 Rabat dei Greppi, 3 Velletri Jet, 4 Varadero, 5 Zafira, 6 Tempestrebbe, in seconda fila 7 Victory Rutre B, 8 Vania del Ronco, 9 Urian Horse. Vediamo, partito pianissimo Zeus K, rompe Tempestrebbe, veloce Velletri Jet su Zafira. Parlottano Matteo Zacchiarini e Filippo Monti, vediamo che intanto però sta serrando sotto affinché non sbaglia Rabat dei Greppi che si esclude, quindi Zafira si può mettere seconda. Tanto 200 metri in 14,3. Numero 2 Rabat dei Greppi squalificato. Partito bene dalla seconda fila Vania del Ronco a precedere Varadero, poi Urian Horse in quinta posizione davanti a Zeus K. Arriviamo al paletto dei 400 metri, passati in 29,7, 15,4, la retta di là. Ora cerca di risparmiare sul percorso Matteo Zaccherini, in sulchi al figlio di Naglò, Velletri Jet. Tanto si è formata una lunga fila indiana, solo Victory Utrebi accenna a spostare all'esterno dalla coda. 600 in 45,3, 15,6 la frazione della seconda curva. Siamo al passaggio davanti alle tribune con Velletri Jet a condurre su Zafira, Vania del Ronco, Varadero, prosegue nell'avanzata Victory Utrebi che non trova anticipi, anzi adesso trova quello di Vania del Ronco che sposta al largo con Carlo Ballotta. Tanti cavalli sono ormai a ridosso del chilometro, sempre in vantaggio Velletri Jet, Matteo Zaccherini, 1,16,9, Zafira è sempre seconda alla corda davanti a Varadero, ora la coppia esterna formata da Vania del Ronco, Victory Utrebi, poi anche Urian Horse con Patrick Romano che accenna a spostare. Siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 14,7, Velletri Jet deve respingere l'attacco di Vania del Ronco, Zafira a cui è venuta corsa perfetta e seconda alla corda, poi ancora Victory Utrebi accenna alla terza ruota, Urian Horse ancora tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,3, retta d'arrivo in vantaggio Velletri Jet, cerca lo stacco, Zafira di dentro, all'esterno Urian Horse che viene fuori con parziale importante, ancora Urian Horse che viene a vincere su Velletri Jet e Zafira, 14,5 a chiudere Urian Horse. Patrick Romano aveva spostato ai 400 finali, è venuto fuori con un gran speed, Urian Horse a battere Velletri Jet. Patrick Romano, Adrian Gioni al training, i colori di Mauro Bianchi, rivediamo lo sprint del figlio di SJ Photo che viene a vincere anche piuttosto nettamente per come gli era venuta. Al secondo Velletri Jet, al terzo Zafira.